sono un frate da cerca. Per noi pellegrini di Dio, andare di contrada in contrada è più che una regola, un modo spontaneo di vivere. La nostra vera dimora non è il convento e nemmeno la cella, ma la polvere che è sulle strade del mondo. Talvolta, quando il sole è ancora alto nelle ore del pomeriggio, la calura si fa sentire, ma c'è sempre un fiume o un ruscello o un qualsiasi specchio d'acqua al quale un frate si possa rinfrescare avanti di riprendere il cammino. Noi andiamo per elemosina con confidenza e non abbiamo nessuna vergogna perché qualcuno, per amore nostro, si fece povero su questa terra. Così accettiamo qualsiasi arnese dalla carità della gente, anche rottami di cose, vecchi telai di finestre. In realtà, chiedendo l'elemosina di porta in porta, abbiamo la misura dei sentimenti degli uomini e non sempre essi sono buoni di cuore. Del resto, noi tutti lo siamo di rado. Per esempio, anche i frati talvolta non hanno pazienza. Certo, c'è gente che non ha l'acqua corrente nelle case e assai poco da portare in tavola. È gente che non sa leggere e scrivere, a cui nessuno ha insegnato né l'altruismo né la dignità. E non dico che questo sia un bene. Intendo che i poveri sono i meno meschini. E che altro potreste avere, oltre un paio di vecchie scarpe o un residuo di pane, da chi non ha cose da dare? Oppure è necessario che dica ciò che realmente si prova quando qualcuno che pure potrebbe vi chiude in faccia la porta? Ma di quelli che vanno per la questua, fu frate Francesco a dire: se gli uomini li umiliassero e rifiutassero di dare l'elemosina, dicano grazie a Dio per questa umiliazione e sappiano che l'umiliazione verrà imputata non a colui che l'avrà sofferta, ma a colui che l'avrà inflitta. L'elemosina è l'eredità giusta dovuta ai poveri che Cristo ci ha meritata. Noi del resto non è per noi stessi che andiamo a questuare. La nostra regola dice: se desideri essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Quel che ci danno, cioè, lo portiamo verso sera al convento, al frate priore, per la ragione che vi dirò. È la prima luce del giorno, un'alba per noi che è uguale a tutte le altre e non c'è nulla da aggiungere. Il nostro convento, del resto, non è molto abitato. Siamo 4 frati in tutto e ci facciamo poca compagnia. Questo si chiama Fra Ruffino, è severo di modi e umile nel medesimo tempo. Credo che sia il più devoto di noi, quello che più frequentemente si raccoglie in preghiera. Del resto, tutti i frati minori devono recitare il divino ufficio, le lodi e le orazioni, secondo l'obbligo che hanno. È stato il Signore stesso che ha detto: vegliate dunque in ogni tempo e pregate. E quando andate a pregare, dite: Padre nostro che sei nei cieli, perché voi siete tutti fratelli, non chiamate padre nessuno sulla terra. Avete un solo Padre che sta nei cieli. Quanto a me, ho le mani piene di calli che odorano di resina. Spaccare la legna non saprei perché è il mio lavoro preferito, come segare i tronchi degli alberi. Delle cose più importanti, d'altra parte, è il padre priore ad occuparsene. Se venite nel nostro convento, il padre priore potete riconoscerlo a prima vista perché il più grasso di noi e porta sempre sotto il braccio certi rotoli di carta. Si chiama Fra Leone e da qualche tempo a questa parte si è messo in testa un'idea e, se volete il mio giudizio, mi sembra un poco arrischiata. Egli, cioè, col ricavato delle questue, vorrebbe costruire un convalescenziario per i poveri, proprio accanto alla foresteria dove ora c'è l'orto. Certo non sarà facile.
Oppure è necessario ripetervi che noi di quest'ordine non abbiamo un soldo che è un soldo. Questa del resto è una cosa che non preoccupa nessuno di noi, e Fra Pacifico, che è il nostro quarto fratello, meno di tutti. Con lui tuttavia dobbiamo avere pazienza, perché ama fare di testa sua, con la massima naturalezza e senza informarci di nulla. Un giorno, era il mese di maggio, il caldo era già venuto e Fra Pacifico lo trovai nel chiostro con una donnetta venuta a chiedere l'elemosina. Fu in quel momento che anch'io entrai nel convento. Tornavo dalla questua, perciò avevo il sacco sulle spalle. Fra Pacifico mi fermò, mi chiese se avevo qualche cosa da dare alla poveretta. Quel giorno avevo fatto un lungo giro bussando invano a molte porte. Comunque gli consegnai il sacco. Diamole pure qualcosa, gli dissi. In breve, Fra Pacifico guardò nel sacco. E non dico che quello che fece fu male. Insomma, tutto quello che avevo raccolto lo diede alla donna. Ad ogni modo, quando vedete il padre priore ritto nel chiostro e con le braccia sui fianchi, il momento del dispetto non è ancora passato. Credo che quel giorno Fra Pacifico se ne accorse, affrettò il passo difatti. E dopo tutto che vorreste di più da un uomo semplice e direi elementare come Fra Pacifico? Piuttosto gli lascerei coltivare in pace il suo orto, cioè non farei come il frate priore che gli va sempre fra i piedi proprio mentre zappa per prendere le misure del suo convalescenziario. Fra Pacifico, insomma, non vede di buon occhio gli intrusi, nemmeno nel caso di frate Leone. Povero frate Leone, temo che non gli sarà facile tirare su il convalescenziario. Io non credo che voi abbiate un'idea del denaro che occorre per un'impresa del genere. E per questo immagino che frate Leone è sempre chiuso nel suo studio. Quando un frate è molto accigliato, vuol dire che ha le sue grane, i suoi conti da sistemare. Quanto al nostro priore, ho saputo fra l'altro da un frate che fu in seminario con lui che non è nemmeno forte in matematica. E pensare che il nostro santo fondatore ci ha lasciato scritto nelle sue regole: se in qualche luogo troveremo danari, non curiamocene, come se fosse la polvere che calpestiamo sotto i piedi, perché non dobbiamo attribuire al denaro una utilità maggiore che alle pietre. Con questo però non voglio dire che il priore non osservi le regole. Se avesse dei soldi, non sarebbe forse in pietre che egli li convertirebbe, in mattoni per il suo ospedale. Ma è tempo anche per i frati di andare a dormire. Sulle montagne è notte. Ognuno di noi, ora, nel chiuso della sua cella, ringrazia il Signore di tutto quello che esiste. Il cantico delle creature lo sappiamo tutti a memoria. Laudatus sii, mio Signore, per suora luna e le stelle. In cielo le hai formate, chiare e preziose e belle. E di nuovo il giorno ritorna, col nostro fratello sole, i fiori coloriti e l'erba. Quanto a me, cosa volete che faccia? Ho sempre il mio sacco sulle spalle. Per me è sempre giorno di cerca. Oggi è una strada lunga da fare, ma noi per fortuna sappiamo a memoria i salmi e parecchie orazioni. Il tragitto così mi sembrerà meno duro, anche se noi pellegrini abbiamo i piedi, non dico i sandali, buoni per camminare. Questa e non altra è la nostra porzione nella terra dei viventi. San Francesco lo disse, e coloro che venivano per abbracciare questa vita davano ai poveri tutto il loro avere e restavano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori col cingolo e le mutande e non volevano avere altro.